Buongiorno onorevole. Buongiorno. Buongiorno, io sono il consigliere comunale di Roma Giuseppe La Fortuna del PDL e sono anche delegato del Corpo dei Carabinieri. Appuntato dei Carabinieri. Mi fa piacere allora avere in diretta, è davvero un onore, la ringrazio, una persona che ci chiama appunto da Roma per parlare di quanto è accaduto. Caro Prego. Peppe, ma che è successo e quanti danni hanno fatto a questa città? 1,5 milioni, almeno 1,5 milioni calcolati. Ti rendi conto? Bisognerebbe farli pagare a quelli che hanno organizzato la manifestazione, anche se in realtà loro dicono che non c'entrano niente. Che cosa ci dica, ci racconti? Oltre a essere polemico di tutto quello che è successo, ma è stato fatto abbondantemente, io volevo ricordare all'onorevole Ascierto che nello stesso momento in cui i nostri carabinieri, polizia e finanza scendevano per riuscire a difendere questa città, il governo, incassata la fiducia, votava una legge sulla legge di stabilità, una riduzione, un taglio dei 60 milioni sulla sicurezza. Ne stava parlando certo, però credo che sia giusto tornarci. Non ho capito. No, ne stavamo parlando prima. prima. Ma mi sembra che sia il caso di tornarci. Hai fatto bene a dire. Sì, però non è una polemica nei confronti né di Filippo Ascierto, che è carabiniere, è stato maresciallo dei carabinieri e ha difeso sempre a spada tratta l'istituzione. Il problema è che la prossima volta che andiamo a fare una manifestazione dobbiamo decidere se mandare metà dei carabinieri e della polizia o della finanza, perché la riduzione è del 50%, oppure mandare persone senza essere pagati. Non ci sono alternative. Certo? Beh, ha ragione, questi tagli non si devono fare, né si possono fare. Cioè lei sta al governo? Però io mi aspetterei... No, io non sto al governo, io sto in maggioranza. Io mi aspetto però di fronte a quei tagli lei voti no? Assolutamente. Oppure lei, assolutamente, lo sanno ordine di partito, lei vota sì come... No, chiedo. Guarda, no, certo. Qui non c'è un ordine di partito, perché siamo arrabbiati? Perché non è il partito, è Tremonti, il ministro del Tesoro, che deve dire io devo raggiungere questo obiettivo, taglio in modo uniforme. Caro Tremonti, queste cose non le puoi fare e dato che c'è il tempo per poter cambiare, e lo abbiamo detto anche 2 giorni fa, proprio nel momento in cui stavano facendo tutto ciò al Ministero del Tesoro, sia La Russa, sia altri esponenti del centrodestra legati al governo in materia di sicurezza, il sottoscritto da domani farà una sua azione permanente insieme anche con i sindacati e il COCER dei carabinieri per evitare che ci possano essere dei tagli. Lascio separata l'azione di tutela dei cittadini e di ordine pubblico da quella che è una rivendicazione economica, ma è estremamente legittima che carabinieri, poliziotti, le forze dell'ordine vengano pagati come si deve. Un'ultima cosa, consigliere, è ancora in linea? Pronto? No, abbiamo perso il collegamento con Roma. Vedi, ad esempio a Roma abbiamo un carabiniere nel Consiglio Comunale. 2 minuti e torniamo. Ce l'abbiamo anche da altre parti.